Nostra intervista settimanale con i protagonisti della politica, dell'attualità, del giornalismo. Oggi abbiamo con noi lo storico, esperto in particolare di Novecento e Seconda Guerra Mondiale, firma di Libero, Marco Patricielli, che dovrebbe già essere in collegamento. Ci sei, professore? Ci sono, buongiorno a te, buongiorno a tutti i radioascoltatori e buona festa della Liberazione. Assolutamente, benvenuto su Radio Libertà, che già nel nome ovviamente non può che associarsi al tuo augurio. Oggi, come accennavamo prima, va in scena, diciamo, anche però un rito, no, repubblicano che ha quasi più a che fare con la dimensione religiosa che storica, no? Nel senso che le premesse sono quelle, siamo facili profeti, anche oggi tendiamo a pensare che vedremo nelle piazze più il feticcio ideologico della liberazione che la liberazione trattata come oggetto storico. In questo senso ci tenevo particolarmente a parlare con te oggi, perché nelle ultime 2 settimane su Libero tu hai condotto una formidabile opera di decostruzione di questo santino, no? Ideologico, una serie intitolata L'altro 25 aprile, che appunto ci reimmerge nella storia e nella liberazione fattualmente avvenuta, che è quella effettivamente da festeggiare oggi. Allora, prima di come dire, indagare i singoli snodi salienti di questa tua opera di decostruzione, volevo esordire con una domanda, diciamo, fintamente ingenua, ma spesso nell'ingenuità poi c'è l'essenza, no, delle cose. Ma mi sono sempre chiesto come mai oggi non vedremo nelle piazze le bandiere, diciamo, dei principali liberatori, già solo da un punto di vista militare, cioè la bandiera a stelle e strisce, la bandiera della Union Jack, la foglia d'acero canadese. Come mai non si vedono mai queste bandiere? Ecco. Forse perché questa è un'anomalia tutta italiana nella narrazione della Seconda Guerra Mondiale. Certo, dovremmo semplificare una serie di concetti che sono molto ma molto complicati e uso anche, se mi è consentito, una sorta di battuta. Noi ci siamo illusi e siamo stati illusi di aver pareggiato una guerra pretendendo poi di apparire al fianco di coloro che l'avevano vinta. Purtroppo il peccato originale resta, perché noi abbiamo combattuto la Seconda Guerra Mondiale dalla parte sbagliata e l'abbiamo malamente persa. Dopodiché il periodo 43-45 è stato quello ancora più nefasto, perché ha inserito nella guerra di liberazione l'elemento della guerra civile, e su questo le coscienze allora e un certo invece intorpidimento della lettura critica della storia di oggi ha portato a questa anomalia che è diventato il 25 aprile. Il 25 aprile di per sé non dovrebbe essere neppure discusso, neppure posto come oggetto politico sul quale far incontrare o scontrare le idee. Ma ripeto, questa è un'anomalia tutta italiana, perché se noi andiamo all'estero in un convegno non necessariamente di storia o un incontro ufficiale e raccontiamo che questo paese è stato liberato dai partigiani, per cui il 25 aprile è diventata la festa dei partigiani, il minimo che ci possiamo aspettare è che siamo guardati con un occhio un po' di perplessità. Sì, siamo giudicati poco sobri, per usare un termine di moda in questi giorni, diciamo. Io volutamente non l'ho adoperato. Ma no, volevo, entrando nel tuo lavoro preziosissimo di indagine, tu hai esordito la prima puntata su Libero dicendo: guardate che la resistenza è una polifonia, non è un canto monolitico sempre uguale a se stesso, per cui sarebbe più corretto parlare di resistenze al plurale. Vuoi illustrarci questo ribaltamento? Ma sì, cioè decostruire non significa né svilire né ridimensionare, significa dare una lettura storica di quello che è accaduto, andando a vedere tutti gli aspetti, quelli che ci piacciono, quelli che non ci piacciono, quelli che condividiamo, quelli che accendono le nostre passioni o la nostra repulsione. Purtroppo è il percorso storico di questo paese che è stato in qualche modo condizionato da 2 racconti divenuti mitologia più che storia. Uno, il Risorgimento, di cui poi si è appropriato il fascismo per darne una lettura a sua volta distorta. E dopo la caduta del fascismo, della dittatura, della guerra perduta, la Resistenza, quindi la guerra di liberazione, che è stata raccontata in maniera semplificata, ma
da un'angolazione che non rispettava quel coacervo di problemi, di situazioni e di contrasti e anche di odi che caratterizzarono quel biennio dei 600 giorni di Salò. Certo, all'interno di questa polifonia, tra l'altro, un altro non detto che tu invece dici e porti a emersione, diciamo, è il fatto che la primissima resistenza fu sostanzialmente una resistenza con le stellette, cioè se non sbaglio il primo scontro effettivamente militare ebbe come protagonista un reparto dei carabinieri. Come mai questa resistenza con le stellette, come dire, completamente sfumata nel racconto, per usare un eufemismo? Ma solo da lì poteva partire la prima resistenza, solo da lì poteva partire la consapevolezza che esisteva un nuovo nemico che stava occupando questo paese, cioè i tedeschi. Dopodiché io vorrei ricordare un paio di elementi, perché per decenni, ad esempio, i nostri militari uscivano in libera uscita e andavano in borghese, perché l'esercito, inteso nel suo complesso, portava in qualche modo il marchio d'infamia di quella guerra perduta e combattuta nella prima parte dalla parte sbagliata. E lo stesso è accaduto, purtroppo mi devo rivolgere a quelli che hanno qualche anno, con la bandiera italiana. Noi abbiamo assistito allo sdoganamento del tricolore, al di là delle manifestazioni ufficiali, nel 1982 con la vittoria dell'Italia ai mondiali. E il fatto che i nostri calciatori cantassero l'inno nazionale è qualcosa di molto, ma molto recente. Vero, sì, e questo, come dire, questa incomprensione culturale verso le divise ha occultato la resistenza con le stellette, ci stai dicendo fondamentalmente. Sì, esattamente così, perché solo i militari potevano resistere, perché solo i militari avevano le armi e solo loro sapevano come usarle. Le stesse prime bande partigiane hanno una forte impronta militare, ma non poteva che essere così, non possiamo neanche pensare che si potesse fare la resistenza con le doppiette o con le falci o con i forconi. Sì, Quelli chiaro. erano altri tempi. Cioè, assolutamente. A proposito, io ho trovato, diciamo, rileggendomi la tua serie appunto su Libero, che c'è una storia che è un po' il paradigma dell'Alto 25 aprile, che è quella della Brigata Maiella, che peraltro ebbe, come dire, un ruolo militarmente niente affatto residuale, e tra l'altro tu hai scritto, se non sbaglio, che fu la prima a entrare a Bologna, no? Cioè una città santuario, un momento topico della resistenza, no? Non un episodio marginale. Vorresti riepilogare per i nostri ascoltatori la storia della Brigata Maiella? Perché lì secondo me c'è veramente il paradigma rimosso. C'è un paradigma rimosso perché faceva comodo rimuoverlo, perché era il primo segnale evidente, chiaro e lampante che il monolite della resistenza non era affatto così. Noi dobbiamo immaginare che a dicembre del 43 sulla linea del fronte, sulla Gustaf, 15 persone, giovani, gente semplice, guidati da un intellettuale, che era l'avvocato Ettore Troilo, antifascista della prima ora, si legano firmando con una matita su un foglietto in un patto d'onore, impegnandosi ad aiutare gli inglesi in primo luogo a salvare i loro paesi minacciati dalla distruzione dalla tattica della terra bruciata, dopodiché a combattere i tedeschi. E incredibilmente gli inglesi, che disarmavano chiunque civile o militare incontrassero, ovviamente militare ad eccezione dei carabinieri, incontrassero nei paesi che liberavano, fornirono le armi a questi 15 volontari che crebbero subito di numero, diventando oltre 500 nell'arco di pochi giorni e combattendo fianco a fianco con gli inglesi. Qual è la particolarità? Che è un'unicità della guerra di liberazione, non solo in Italia, è che questa formazione autonoma e irregolare è inquadrata nell'8ª armata britannica e nella prima fase nel 5º corpo d'armata inglese, ma a tesserino militare del ricostituito Regio Esercito, al quale in qualche modo risponde in maniera amministrativa, ma solo per questa. Non prende ordini, non ne riceve, non ne possono essere impartiti, e indosseranno anche i maiellini l'uniforme inglese, solo che sul bavero, invece delle stellette, rifiutando di giurare fedeltà al re che ritengono corresponsabile di quel disastro, adottano un nastrino tricolore, cioè combattono nel nome dell'italianità. La loro bandiera è la prima bandiera di guerra riconosciuta e sarà l'unica alla fine della Seconda Guerra Mondiale, ma con 20 anni di ritardo, ad essere decorata di medaglia d'oro al valor militare, poiché non apparteneva al corpo dei volontari della libertà. Non c'era un commissario politico, non c'era nessuna dipendenza che non fosse quella gerarchica di soldati
militari inquadrati in un esercito che combatteva per la liberazione dell'Italia. Cioè, semplificando, come mi sembra si definivano loro, erano più patrioti che partigiani nel senso corrente del termine, diciamo. No, non erano proprio partigiani, perché non conducevano guerriglia partigiana, quindi alle spalle del fronte, ma al fronte. Hanno combattuto anche al di fuori del territorio di Costituzione, perché sono rimasti inquadrati fino all'ultimo giorno di guerra. Hanno obbedito a ordini militari inseriti in un piano strategico come unità di fanteria da montagna e senza essere militari in senso stretto. Il grado di patriota è il primo grado del tesserino militare, ma è anche il termine adoperato da sempre sulla documentazione del comandante Ettore Troilo per definire i suoi volontari. Erano tutti patrioti. Beh, questa è veramente una storia significativa, invito tutti gli ascoltatori ad approfondirla. C'è un altro aspetto che mi ha colpito anche umanamente, poi si ricollega anche ai racconti familiari che tutti abbiamo nella memoria, quella che tu chiami resistenza umanitaria e contadina, tendenzialmente una resistenza disarmata che però a tuo giudizio fu, come dire, molto più importante di quanto tendiamo a ricordare. Beh, ha una valenza morale molto alta, che fa i pari con la valenza morale della lotta partigiana in montagna. Siamo sempre lungo la linea Gustav. Dopo l'8 settembre c'è lo sbando, vengono aperti i campi di prigionia. In Abruzzo ce ne sono tantissimi, perché storicamente è stata una terra di confino, basta ricordare il passaggio di Boccaccio nel Decameron più in là che Abruzzi per indicare un luogo dimenticato. E c'è una massa di uomini che si riversa sul territorio, che non sa dove andare, che ha bisogno di tutto. Quegli uomini fino al giorno prima erano i nemici della propaganda fascista. Eppure la povera gente dei paesi di montagna che fa? Li soccorre, li sfama, li nasconde, li veste, li sottrae alle retate dei tedeschi prima e dei nazifascisti dopo. Questa pagina è stata un'altra pagina pressoché cancellata nella memoria collettiva, perché indicava che c'era anche un altro modo di poter dare il contributo alla guerra di liberazione e alla riconquista della libertà. Innanzitutto nel nome dei valori dell'umanità e, se vogliamo, anche in nome dei valori cristiani, perché in molte forme dialettali italiane, ma poi nella traduzione in italiano il significato è lo stesso, l'uomo viene spesso indicato come cristiano. Certo. E quindi l'insegnamento del prete di aiutare il povero, il bisognoso, il perseguitato viene applicato in maniera del tutto disinvolta, senza chiedere nulla, senza pretendere nulla, in un periodo in cui davvero sulle tavole non c'era nulla e il rischio era altissimo, perché i bandi militari tedeschi erano spietati sull'aiuto dato ai prigionieri alleati. Nella migliore delle ipotesi veniva bruciata la casa. Certo, tra l'altro hai alluso alla tavola dove non c'era nulla eppure veniva condivisa. E in uno di questi tuoi articoli su Libero c'è un aneddoto che è veramente, secondo me, è uno spaccato di quello che accade veramente. A proposito di questa resistenza che fu molto appenninica, no? Mi sembra un contadino dell'Appennino ricorda che sfamò dei resistenti, appunto, che si nascondevano, credo, e disse loro: non ci sto capendo più niente, perché mezz'ora fa c'erano qui altri italiani ma vestiti da tedeschi. Cioè c'era anche lo spaesamento di una nazione in quelle tavole a volte. Ma è chiaro, perché noi pretendiamo col senno del poi che vi fosse assoluta chiarezza di un quadro che era politico, sociale, militare, internazionale, molto molto complesso. C'erano italiani che combattevano con gli alleati, italiani con l'uniforme italiana, italiani con l'uniforme inglese, e c'erano italiani che combattevano con un'altra uniforme italiana e altri ancora addirittura con l'uniforme tedesca. È chiaro che chi è vissuto isolato dalla storia dopo 20 anni di dittatura, con le informazioni assolutamente limitate, a un certo punto perde la cognizione del presente e perde la cognizione del significato di quello che sta accadendo sotto i suoi occhi. Quindi quella frase io l'ho trovata assolutamente emblematica, quando al vice comandante della brigata Maiella, Domenico Troilo, questa persona che offre formaggio, prosciutto e pane nel cuore della notte, dice: guardi, io non ci capisco più niente, poco fa sono stati qui altri italiani ma portavano un'uniforme tedesca. Sì, è veramente quindi un quadro definitivo, oltre che la dimostrazione di quei valori cristiani diffusi che in quel momento emergevano, no? E che, insomma, ricordarlo in questi giorni a maggior ragione non è irrilevante culturalmente, ecco.
No, direi di no, anche perché se vogliamo noi abbiamo anche delle pagine, e io non dico sottaciute, ma perché anche la storia minor non sempre trova il suo spazio sui libri, ma molte volte viene dato soccorso e aiuto anche al nemico. Guardi, voglio ricordare, la Brigata Maiella ha avuto 55 caduti. Uno di questi morì perché andò a recuperare un sergente tedesco ferito che urlava per il dolore nella terra di nessuno e i suoi compagni non volevano andarlo a prendere perché infuriava la battaglia. Allora lui chiese 2 volontari tra i maiellini, lo andarono a recuperare con una scala e quando lo riportarono nelle linee della Brigata Maiella partì un colpo di mitraglia dalle linee tedesche che falciò il sergente Vespa. Il prigioniero tedesco, quando seppe che doveva, ferito ad una gamba, orrendamente ferito, quando seppe che doveva la vita a un uomo, a un nemico che l'aveva salvato da morte certa, pianse di fronte al parroco che lo aveva informato di questa storia. E questa è una scena veramente profonda e toccante. Ci fermiamo solo 30 secondi, torniamo subito con Marco Patricielli. Rieccoci tornati a Parlando Liberamente con Marco Patricielli, storico e firma di Libero, che ci stava riepilogando l'altro 25 aprile che ha raccontato appunto su Libero in questi giorni. Volevo chiederti, alcune delle scene che abbiamo rievocato nella prima parte della nostra chiacchierata dimostrano, diciamo, concretamente che in quegli anni andò in scena anche, forse soprattutto, una guerra civile, no? Allora, perché l'espressione fosse vagamente sdoganata in Italia, se non sbaglio, si è dovuto aspettare l'opera di uno storico, diciamo, al di là di ogni sospetto, no? Di formazione marxista, che aveva fatto il partigiano, che si chiamava Claudio Pavone e che scrisse proprio un libro sulla guerra civile. Ciò nonostante, comunque, come dire, non è diventato patrimonio comune questa cosa che effettivamente si svolse una guerra civile. Come mai, secondo te? È chiaro perché andava a toccare il nervo scoperto del modulo narrativo del periodo 43-45. Perché aggiungiamo agli studi di Claudio Pavone l'immagine che poi diede attraverso la ricostruzione storica Renzo De Felice. Certo. Quando parlò della zona grigia, cioè dell'attendismo di quelli che non avevano la forza o il coraggio di schierarsi né da una parte né dall'altra, perché ci furono italiani che si schierarono anche dall'altra parte, quella già battuta dalla storia, per sentimenti che noi a volte sentiamo a comprendere, perché pretendiamo che un ragazzo di 18, 19, 20 anni, la cui formazione culturale e politica ha la fortissima impronta di una dittatura, del Libro e Moschetto, avesse la coscienza tale da comprendere immediatamente tutto quel marasma internazionale e fare la scelta giusta. Non fu sempre così. Assolutamente, ci sono anche nomi clamorosi, Dario Fo per esempio, no? Aderì la Repubblica Sociale. Ma sì, appunto allora la storia non è una torta a 1000 foglie, dove ognuno va lì, si prende lo strato che gli piace e scarta tutto il resto e con una parte per il tutto pensa di aver assaporato, gustato oppure essere disgustato dalla torta. Ce la dobbiamo prendere tutta, con le luci che ci sono state, con le ombre che ci sono state. Perché la nostra storia, solo la consapevolezza del nostro passato ci dà la maturità di comprendere il passato e soprattutto ci dà la chiave della comprensione del presente. Assolutamente. Tra l'altro, a proposito di luci e ombre e diciamo sovrapposizioni in quel momento anche ideologiche, politiche, che appunto danno l'idea di un fenomeno anzitutto umano in un momento topico della storia e quindi sfaccettato per definizione. Un altro aneddoto che mi ha colpito nel tuo percorso sull'altro 25 aprile, credo fosse a Bologna, ma correggimi se sbaglio, è che a un certo punto entra il contingente alleato all'interno del quale c'era anche una composizione polacca.
questi polacchi incontrano dei partigiani che ostentano le bandiere rosse, fanno il pugno chiuso, inneggiano a Stalin, fondamentalmente al comunismo sovietico. Un ufficiale polacco scende dalla sua vettura e strappa la bandiera rossa al partigiano e la butta per terra, perché per lui anche quello era un segno d'oppressione. Io ho trovato che in questo aneddoto ci sia un po' come dire, tutto il cortocircuito ideologico anche odierno sul 25 aprile. Ma chiaramente i soldati polacchi venivano tutti dai gulag in cui erano stati internati dopo che il 17 settembre del 39 Stalin, in ossequio al protocollo segreto del patto Ribbentrop-Molotov stipulato con Hitler, invase la Polonia senza dichiarazione di guerra e deportò tutti gli ufficiali, buona parte dei soldati, in alcuni casi anche le famiglie. Di questi ufficiali, 22.000 vennero giustiziati con un colpo alla nuca in quella che oggi è detta come nome omnicomprensivo a Katyn, certo. Mentre altri furono deportati in Siberia. Lo stesso generale Władysław Anders fu torturato alla Lubianka. E quando la famigerata prigione sovietica. La famigerata prigione moscovita. E quando Stalin venne attaccato da Hitler, si dovette decidere il destino di questi polacchi, che con un viaggio allucinante dall'estremo oriente arrivarono sino in Persia, poi in Palestina e poi in Italia, ricostituiti in esercito, secondo corpo d'armata. Erano tutti uomini, donne e anche ragazzi che avevano conosciuto il vero volto del comunismo stalinista e quindi per loro vedere agitare le bandiere rosse nel nome del quale erano stati fatti prigionieri, aggrediti, torturati, avendo passato le più grandi traversie che un uomo possa immaginare, non era un modo di celebrare la liberazione alla quale loro avevano dato un grande contributo di sangue. Vorrei ricordare il motto dei soldati polacchi, che era per la nostra e la vostra libertà, solo che loro combatterono solo per la nostra, perché dopo Yalta sapevano benissimo di non poter più tornare nella loro Polonia. Era veramente una condizione tragica. Tra l'altro questa ricostruzione dimostra anche, allora sembra un'ovvietà detta a te, ma nel mainstream purtroppo non lo è, che diciamo una parte non secondaria della resistenza e delle formazioni partigiane lottava per instaurare un totalitarismo di segno opposto. Si può dire questa cosa? Ma si può dire, perché allora era considerato un modello alternativo. Allora, per quello che si sapeva e come lo si sapeva, perché certamente Togliatti non raccontò delle notti all'Hotel Lux quando arrivava la GPU e poi NKVD a prelevare gli ospiti che sparivano dall'oggi al domani. Quindi quello era Stalin, l'Unione Sovietica, che aveva dato un contributo mostruoso alla guerra di liberazione dal punto di vista numerico, dai 20-22 milioni di morti. Era considerato un modello alternativo a quello che era stato ripudiato con la guerra partigiana e la guerra di liberazione. Quindi se noi giudichiamo con l'occhio del presente storico, abbiamo un quadro con certi contorni. Se lo giudichiamo solo con l'occhio del presente di oggi, è chiaro che è tutto diverso, perché 80 anni non sono passati in vano. Certo, tra l'altro se ci reimmergiamo nell'occhio storico di allora, probabilmente si spiega anche una certa diffidenza degli alleati verso il fenomeno partigiano che tu hai ampiamente ricostruito su Libero e che forse ci puoi spiegare perché è un'altra cosa omessa, diciamo spesso. Tutti i documenti alleati basterebbe andarli a vedere o riportarli in primo piano, perché io credo che tutti l'abbiano fatto, però se li occultiamo tra le pieghe della storia, hanno una visione di assoluto sfavore nei confronti della guerra partigiana, non perché a essa non riconoscono una valenza morale, ma perché hanno timore della valenza politica della lotta partigiana. Gli inglesi dicevano in maniera molto semplificata che loro non stavano gettando il sangue dei loro soldati per liberare l'Italia affinché divenisse uno Stato di modello sovietico. Churchill, finché poté, si oppose persino allo sbarco in Normandia, perché per lui era prioritario arrivare nel nord-est dell'Italia e bloccare la via dei Balcani alla penetrazione comunista. Ma questi sono dati acclarati e dati di fatto, e non a caso tutte le formazioni partigiane venivano regolarmente disarmate dagli inglesi e dagli americani. Vale veramente come esempio emblematico che la stessa Brigata Maiella il più delle volte disarmava le bande partigiane nelle zone appena liberate, soprattutto nelle Marche.
È chiaro, perché, come dire, erano appunto immersi nella storia e non la guardavano con la nostra facilità Ma ideologica. A proposito potevano partecipare a quella lotta di liberazione, ma a titolo individuale. certo. Quindi le formazioni sciolte, gli aderenti che volevano continuare a combattere, potevano farlo a titolo individuale. E infatti entrarono nel Regio Esercito nella stessa Brigata Maiella, che allargava i ranghi man mano che cresceva nella guerra di liberazione come ruolo e come importanza. Chiaro. A proposito di rapporto con gli alleati, diciamo subito all'indomani del 25 aprile ci fu, diciamo, una coda tragicomica, secondo me, della tragedia della storia che tu, hai riepilogato, che fu la corsa al diploma Alexander, no, dal nome del generale inglese che dopo Eisenhower era il comandante sul fronte, mediterraneo. Il diploma Alexander, semplifico, era quello che certificava l'appartenenza al fenomeno della resistenza, no? Tu ci hai ricordato che vennero effettuate 650.000 domande da parte di cittadini italiani per avere il diploma Alexander, ne vennero riconosciute solo 137.000, che peraltro corrispondeva a meno dello 0,3% degli italiani. Insomma, non si può dire che fu un fenomeno di massa, ecco. Non si può dire che fu un fenomeno di massa, perché non fu un fenomeno di massa. L'intera guerra di Cioè, liberazione non fu un fenomeno di massa. Al di là delle riserve mentali, Domenico Troilo raccontava che ovunque loro si fossero recati, la popolazione civile era dalla loro parte. Però poi schierarsi era un altro discorso. Purtroppo il numero abnorme di richieste di diploma Alexander è un elemento fattuale di svilimento dell'importanza della scelta resistenziale, perché scattò il tengofamilismo italiano, bastavano due testimonianze di episodi anche del tutto marginali e irrilevanti per poter spingere avanti queste domande, che avevano un risvolto molto pragmatico, perché il diploma Alexander costituiva una corsia preferenziale per il pubblico impiego. ah, ah, Molti partigiani o sedicenti partigiani entrarono in polizia, altri nella pubblica amministrazione, nei comuni, nel corpo dei vigili urbani come amministrativi, nella scuola come maestri. cioè eravamo già un po' stavamo entrando nella commedia all'italiana, diciamo, eravamo appena usciti dalla tragedia, ma stavamo già entrando nella commedia all'italiana, via. Esatto, però riuscendo poi a scrivere la bella pagina del dopoguerra, della ricostruzione fino al boom economico. Assolutamente, certo, questo è un dato oggettivo. Un altro mito che sicuramente anche oggi verrà innalzato nelle piazze, è quello dell'ANPI, no, dell'Associazione Nazionale Partigiani, a cui va tutto il nostro rispetto, che però, da allora, anche 80 anni dopo, è recepita nel dibattito come, l'unico soggetto, no, portavoce di quei valori, di quella storia, di quelle persone poi in carne e ossa che la fecero, la resistenza, anzi scusami, le resistenze, come ci hai detto tu. Invece tu ci hai anche ricordato che è un mito che si sgretolò quasi subito, storicamente, perché, diciamo, si ebbero subito delle scissioni che contestavano quella che di fatto era una ortodossia filocomunista, no? Beh, le scissioni del 48 e del 49 portano via tutte le anime politiche della resistenza, ad eccezione di quella più estrema socialcomunista. Ma questi sono dati di fatto, non sono scoperte particolarmente eclatanti. E infatti oggi di FIBL, Federazione Italiana Volontari della Libertà, o di FIAP, Federazione Italiana Associazioni Partigiane, non parla nessuno. E l'ANPI non ha fatto nulla per conservare quella matrice originaria pluralista e pluripartitica che aveva contraddistinto il Comitato di Liberazione Nazionale e la sua espressione armata, che è il Corpo Volontario della Libertà, a capo del quale c'era un generale del Regio Esercito, che è il generale Cadorna. Certo, e che diciamo era probabilmente il vero spirito dell'antifascismo, perché è proprio quello, no, il pluralismo, la convivenza di sensibilità diverse, l'offerta anche politica variegata, no, cioè, ci si è rinchiusi subito in un monolite di segno opposto sostanzialmente. Sì, ma anche con queste, io trovo assurde richieste di professione di antifascismo. Personalmente vorrei dire una cosa, anche per stemperare i toni. Io ho prestato servizio militare e ho giurato, come tutte le reclute di allora, fedeltà alla Repubblica. Ora, se venisse qualcuno a dire a me tu ti professi antifascista, a parte che io non avrei nessuna difficoltà, ma non accetto il principio che ci sia un quisque de popolo che viene a chiedermi di fare una professione di fede.
In Certo. base a che cosa? Ma quella poi non è una fede, questa è una patente rilasciata dalla storia. Noi siamo antifascisti perché la parentesi del fascismo è stata chiusa definitivamente. Assolutamente, al di là delle isterie della cronaca che addirittura lo vedono oltre America il fascismo, no? Per cui il presidente degli Stati Uniti sarebbe il volto contemporaneo del fascismo. Sono tesi che sento davvero, l'ultima ieri sera in un talk importante sulla 7, ecco, non è che le dice al bar qualcuno di poco sobrio, ecco, c'è questa caccia al fascismo perenne, eterno, no? Per dirla a Umberto Eco. Sì, ma è un'etichetta ormai vuota di significato. Non è un'etichetta che contraddistingue, ma è ad excludendum. Cioè tu non sei così, quindi sei così. Sì, è come dire, un trucco argomentativo, via, ecco. Beh sì, certo, poi ormai si adopera per tutto, per qualsiasi cosa, e quindi più lo si svilisce di valore, di significato che non è solamente storico, e meno vale. Ah sì, certo. E a proposito di svilimento, ecco, volevo chiederti questo perché veramente supera la mia facoltà di comprensione. Sempre, e io veramente scommetto qualunque cifra anche che non ho, anche oggi, tra le bandiere più gettonate nelle piazze del 25 aprile c'è la bandiera palestinese, no? Allora io, mi appello anzitutto allo storico dicendo una banalità, secondo cui l'allora Gran Muftì di Gerusalemme, leader religioso palestinese, era un oggettivo alleato di Hitler, dichiarato tifoso dello sterminio degli ebrei. Come dire, com'è possibile questo cortocircuito storico? Che diavolo ci azzecca la bandiera palestinese oggi? È appunto un cortocircuito storico. Non è un criterio storico quello che viene applicato nei requisiti di appartenenza e di condivisione della festa di liberazione. La festa di liberazione è la festa degli italiani, perché se non fosse la festa di tutti gli italiani non sarebbe una festa nazionale. Quindi apportare questi elementi che sono presi dal presente e proiettati nel passato, per di più in un quadro che è assolutamente opposto a quello che oggi si vuol far credere, è un altro modo di imbarbarire la discussione e di appunto svilire il valore morale e storico della guerra di liberazione e quindi della festa della liberazione. Sì, è veramente quello, è uno stadio proprio inaccettabile dell'ipocrisia, diciamo. Invece volevo chiederti, diciamo, una parola definitiva da un punto di vista storico. Le resistenze, per stare nella definizione corretta, ebbero una effettiva autonomia, diciamo, militare rispetto all'iniziativa alleata o no? Lo ebbero in parte, non in maniera del tutto esclusiva. D'altronde gli alleati volevano che le azioni della resistenza fossero coordinate con quelle degli eserciti regolari, ed è ciò che bene o male ottennero nella fase della guerra, soprattutto lungo la linea gotica, e nell'ultima fase della guerra lungo la linea gotica. Certo che era impensabile che la resistenza da sola, anche se fosse stata quella dei 650.000 che chiesero di Ivan Alexander, potesse portare con un po' di buonsenso alla liberazione dell'Italia. Quella era una guerra mondiale, una guerra fatta dagli eserciti regolari. La stessa resistenza francese, che fu numericamente impressionante, non portò alla liberazione della Francia. E in Polonia i 400.000 uomini e donne, stiamo parlando, non sto dando i numeri, questi sono dati effettivi dell'Armia Craiova, che si batterono dal primo all'ultimo giorno della guerra, non furono in grado di cacciare un esercito occupante. Chiaro, sì, quindi questa è, come dire, la dimostrazione, definitiva. Al termine del tuo percorso su Libero, credo nell'ultima puntata, tu dici, dopo aver riepilogato le resistenze effettive, ricordi che tutto questo appunto è sfociato in un santino riduzionista che è la resistenza partigian comunista. E allora forse, come dire, in ultima analisi c'è stato un doppio taroccamento, no? Anzitutto che la resistenza partigiana sia stata decisiva militarmente, tu ci hai appena spiegato di no. In secondo luogo che all'interno della stessa resistenza, come dire, prevalesse esclusivamente l'anima comunista. Cioè c'è un doppio, come dire, c'è una doppia falsificazione storica, mi par di capire. Sì, ma siccome in natura il vuoto non esiste, perché quando si crea il vuoto c'è sempre qualcosa che va a riempirlo, il fatto che oggi siamo arrivati all'esaltazione di una narrazione e non di una fattualità,
significa che è stato creato un vuoto occupato da chi, avendo anche una legittimazione storica per poterlo occupare, ne ha fatto appunto un santino. Forse bisognerebbe allargare un po' la prospettiva e riappropriarci dell'essenza di una festa nazionale, ma questo deve essere fatto a livello istituzionale senza appaltare all'esterno e men che meno a un ente morale il ruolo di gendarme della storia o di coltivatore della storia. E uso questo termine non a caso, perché la storia va coltivata, non è un hortus conclusus per cui sì, ok, è accaduto, punto, è finito. Ma ce la faremo mai secondo te, cioè a celebrare come noi vorremmo per primi l'autentica liberazione, come dire, in modo condiviso, nazionale e che ricordi tutti i contributi? Beh, io sarei lietissimo che questa cosa fosse possibile già oggi, non dalla prossima edizione. Certo. Forse mi permetto di dire, fa parte anche di un certo lavoro culturale, no, di controegemonia che ogni tanto la destra si dimentica di condurre in questo paese. Questo, ho sempre avuto questa sensazione, non so cosa ne pensi. Sì, però la storia non è una giacca che si può tirare per le maniche di qua o di là. Quando io sento le resistenze alla memoria condivisa, no, la memoria può essere solamente condivisa, in tutte le sue accezioni deve essere condivisa. Altrimenti che memoria è? E allora ognuno di noi si coltiva la propria memoria individuale, familiare, locale, regionale e lascia perdere tutto quello con cui poteva o è potuto entrare in contatto. Questo non è un modo né di fare né di raccontare la storia. Chiaro, non c'è più storia a quel punto, Non quindi c'è storia, no? chiuderei con questo tuo appello a una memoria nel senso pieno e letterale del termine e ti ringrazio davvero molto di essere stato con noi, di aver ripercorso Grazie con a te. noi l'altro 25 aprile. Grazie, buona giornata. Buona giornata, a presto.